Buongiorno. Una delle paure più frequenti riscontrate in questo periodo è: e se il virus ritorna? Cosa succederà in autunno? Siamo preoccupati e siamo in ansia perché sappiamo che cosa abbiamo dovuto passare nei mesi precedenti e per ognuno ci sono delle conseguenze particolari, no? C'è chi è preoccupato per: mamma mia, i bambini torneranno a scuola, come faranno? Qualcuno per l'attività lavorativa, qualcuno per la gestione della famiglia, ad esempio, quindi poi si declina nelle varie situazioni. Come possiamo affrontare questa paura normale? Il primo punto è proprio dirci che è normale, che è umano, che va bene che ce l'abbiamo e che ce l'abbiamo tutti, quindi non criticarci o reprimerla, ma è importante validarla, sia in noi che nei bambini. Anche per i bambini è veramente fondamentale restituire che è possibile avere paura, che è normale, ma che si può fare qualcosa. Che cosa possiamo fare? La prima cosa è affidarci alle fonti autorevoli, proteggendoci da fake news, commenti, eccetera. Quindi l'Istituto Superiore di Sanità, ad esempio, il Ministero della Salute, e quindi affidarci a loro e seguire le regole che ci vengono date. Non sovraesporsi a questi stimoli che ci mettono solo in confusione, perché apriamo Facebook, leggiamo il giornale, le mailing list, online, insomma qualsiasi cosa, e rischiamo di essere molto confusi e sentirci in pericolo perché vediamo opinioni differenti. La cosa migliore è selezionare le informazioni e affidarci alle fonti ufficiali. Terzo punto, ricordarci che ce l'abbiamo già fatta una volta, molto importante. È stato difficile, ma come Stato e come individui siamo riusciti a reggere in un modo anche molto efficiente. Quarto punto, ricordarci che ci sono delle persone che si preoccupano per noi e sono gli scienziati che stanno studiando il siero, che sperimentano i farmaci, che stanno cercando il vaccino e quindi che c'è qualcuno che provvede, lo Stato, il governatore della regione, il nostro premier, insomma abbiamo tante persone che si occupano di noi. Ultimo punto, ricordarci che sarà un periodo, non per sempre, perché sappiamo che la cura arriverà e che il vaccino arriverà, quindi si tratta di tenere per un certo tempo. E poi ricordarci di stare collocati nel presente, nel senso che in questo momento l'epidemia sta regredendo e siamo più in sicurezza. Cosa succederà in autunno non lo sappiamo, quindi non ha neanche molto senso farsi tanti film e tante paure in questa direzione. Sì, le accolgo e poi mi ricolloco nel presente. Un'ultima piccola cosa, non abbassiamo la guardia, che non significa eccedo nella protezione, significa mi attengo alle linee guida. Mi stanno dicendo che io all'esterno posso stare senza mascherina, lo faccio. Mi stanno dicendo che all'esterno la devo avere e mi devo disinfettare le mani, lo faccio. Sto con le linee guida, non eccedendo né nella troppa protezione né nella scarsa protezione. Buona giornata.